Io quando vado in giro in mezzo alla gente sento parlare di sicurezza, sento parlare di disoccupazione e quindi lavoro, della ripresa economica, di tutti quei temi che comunque ci stanno a cuore. Un confronto sui temi concreti dell'economia, il ciclo di incontri con i candidati alla presidenza della regione organizzato da Pindustria Vicenza ha vissuto il suo appuntamento conclusivo con l'arrivo a Bassano del governatore uscente Luca Zaia. Se non si può ancora dire che la crisi è passata, ha sottolineato Zaia, intervistato dal direttore di Rete Veneta Luigi Bacialli, è anche vero che il lavoro svolto in questi anni sta iniziando a dare risultati. Siamo pronti poi a beneficiare di quello che sarà la ripresa. Prova ne sia che noi abbiamo messo in piedi anche un sistema di finanziamento delle imprese e in questi 5 anni che ci ha permesso di intervenire sul capitale di ben 15.000 imprese in Veneto. Dunque un incontro anche per fare il punto sugli obiettivi raggiunti in questi anni di governo della regione, presenti diversi assessori della giunta uscente. Noi abbiamo fatto e messo in moto tantissime cose, ad esempio con i fondi sociali europei, con i fondi strutturali, iniziative dirette alle imprese che stanno creando, specialmente a chi lavora con l'estero, opportunità nuove e anche posti di lavoro che vengono rafforzati o anche implementati. Una voce importante dell'economia è rappresentata dal turismo. La regione punta sulla pedemontana con Bassano come capofila. Circa un mese fa, proprio in questa sede, abbiamo ospitato la prima fiera della pedemontana, abbiamo ospitato 40 tour operator da tutta Europa, oltre il 90% di soddisfazione piena dell'esito sia da parte degli operatori sia da parte dei tour operator presenti.